Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, naturalmente con lo CGIL del Veneto, come ogni settimana. Questa volta affrontiamo un tema che sta particolarmente a cuore al sindacato dei pensionati della CGIL, perché noi sempre, più di una volta all'anno, ne parliamo. Quest'oggi poi ne hanno parlato tutti giustamente. Stiamo parlando della 30ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il vento della memoria semina giustizia. E quindi vediamo anche quanto diventa importante continuare a parlarne, perché quando se ne parla si fanno anche delle riflessioni e delle considerazioni rivolte alle generazioni che hanno vissuto momenti difficili, a chi tuttora sta affrontando certe criticità che esistono, infiltrazioni mafiose presenti nel nostro territorio, e alle generazioni future, perché c'è sempre un ponte tra gli anziani pensionati e i più giovani. Allora, con i nostri esperti, i nostri ospiti, Massimo Cestaro, segretario dello CGIL del Veneto, grazie di essere ritornato qui con noi, e Francesca Salviato del Dipartimento Legalità CGIL Veneto, grazie anche a lei. Faremo un po' questa analisi. Allora, segretario, innanzitutto, voi sempre presenti, sempre sul pezzo, ma ci tenete in modo particolare, perché dei campi della legalità abbiamo sempre parlato, in avvicinarsi anche al momento in cui i più giovani si devono iscrivere, ma questa volta c'è una ricorrenza particolare. Voi avete anche una delegazione presente a Trapani, no? Sì, assolutamente sì, nel senso che ormai diciamo un rapporto consolidato che il sindacato dei pensionati, ma la stessa confederazione, la CGIL, ha con Libera e con tutto il mondo dei giovani, insomma con le associazioni studentesche. Se i telespettatori avranno modo di vedere un po' di immagini, ecco, le stiamo anche vedendo, della manifestazione di Trapani, che è il trentennale, cioè da 30 anni queste organizzazioni, in particolar modo Libera, con altre organizzazioni, tra cui ovviamente lo SPI, organizza queste manifestazioni. E sono manifestazioni con una presenza di ragazzi e ragazze veramente straordinaria. E questo è il nostro valore aggiunto, insomma, il fatto che da sempre il sindacato dei pensionati organizza tutta una serie di iniziative con gli studenti e con i giovani. Lo vedremo dopo, ma noi avremo anche qua in Veneto 6 campi della legalità che organizziamo sempre assieme a Libera, ma sono momenti di incontro e di confronto con le nuove generazioni. Ecco, in occasione qua vediamo appunto le immagini, tutte le bandiere di Libera, è anche una cosa coinvolgente, oltre che scenografica, ma anche per la partecipazione, diceva giovani, infatti i giovani ce ne sono veramente tanti. Voi siete presenti lì, siete presenti anche a Trapani? Assolutamente sì, c'è una foltissima delegazione nord, poi diciamo un po' la logistica, Trapani non è facilmente raggiungibile, quindi qualche infatti problema. Nonostante la logistica. Nonostante la logistica, però c'è una forte presenza delle organizzazioni sindacali. Diciamo il momento più toccante di queste manifestazioni è quando vengono letti i nomi delle vittime innocenti di mafia. Siamo passati purtroppo dalle 300 vittime del 1996 alle 1100 vittime a oggi, al 21 marzo del sono veramente 25. E il momento più toccante è quando infatti abbiamo una slide, oltre 1000 vittime innocenti della mafia che avete tutti i rappresentanti riassunti. sia delle organizzazioni studentesche, delle organizzazioni sindacali, di Libera, eccetera, vengono letti i nomi, vengono letti i 1100 nomi di tutte le vittime di mafia. Ecco, spieghiamo un attimo ai telespettatori che magari non vedono questa sottigliezza. Qui si parla di vittime innocenti di mafia, ovvero? Sì, sono quelle vittime che non c'entrano niente con la criminalità organizzata. Abbiamo anche purtroppo qualche esempio veneto. Persone, un passante che cammina per strada, un ragazzo che cammina per strada e che si trova dentro la traiettoria di un proiettile e muore. O viene scambiato per uno scambio di persona, eccetera. Cioè ma questo dà l'idea
del fenomeno, cioè oltre 1100 vittime, persone che con la criminalità organizzata non c'entrava assolutamente niente. Quindi dà l'idea del fenomeno, insomma, di come diciamo anche a volte, soprattutto in alcuni territori del nostro paese, camminare per strada può essere pericoloso, insomma, dove hai concentrazioni di criminalità organizzata molto Qui vediamo le vittime venete, perché ce ne sono anche di venete, e tra l'altro a partire dal 1982, perché vengono ricordate da quella data, ma a risalire prima. Certo. E tra l'altro persone anche giovani. Assolutamente, teniamo presente che qui siamo... Ancora Tofanin, quello a scambio di persona. Esatto, siamo in presenza della parte emersa dell'iceberg, cioè quando si vedono le vittime e si vedono i morti, però va considerato che la criminalità organizzata è una cosa più ampia, più diffusa e che non sempre diciamo, si manifesta con il crimine efferato, quindi con l'uccisione. C'è una criminalità diffusa, lo vedremo dopo. Infatti dopo ne parliamo anche con la responsabile. Diciamo, si infiltra sugli ambiti dell'economia e delle attività produttive. In realtà il senso di queste manifestazioni che ogni 21 marzo vengono fatte servono anche a mettere in evidenza questo, a dire sì, ci sono le vittime innocenti di mafia, ma c'è la criminalità organizzata che in alcune realtà, e lo vedremo dopo, intacca pesantemente parti della nostra società. Dove risulta anche difficile a volte sottrarsi, perché tanti dicono basta che stai attento, no, non è così facile, perché ci sono tante implicazioni, poi ne parleremo anche appunto dal punto di vista finanziario, economico. Lei anche è addetta a questo perché ha lavorato in banca, no? Per cui sì, certo, sa bene certo. cosa vuol dire quando uno pone l'obiezione ma la banca non mi dà i soldi, però c'è un perché, ce lo spiegherà bene dopo. Allora, sequestro di beni, questo è un altro aspetto importante, perché poi dei beni sequestrati, non tutti, le procedure sono lunghe, ci vuole tempo, però dei beni sequestrati viene fatto un utilizzo sociale, sì, socialmente utile. Diciamo che questa idea risale all'inizio degli anni '80 su iniziativa di un senatore, di un deputato del Partito Comunista Italiano, Pio La Torre, siciliano, che assieme all'allora Ministro degli Interni Virginio Rognoni costruì questa norma di legge, la legge appunto nota Rognoni-La Torre, nella quale sostanzialmente si dice che cosa? Se vuoi colpire la criminalità organizzata devi partire anche dall'individuazione dei beni, dei capitali che la criminalità organizzata ha, e nel momento in cui certifichi che quel bene, quel capitale è di proprietà della criminalità organizzata, provvedi al sequestro, cioè togli risorse economiche e in alcuni casi anche rappresentanza sociale, perché poi alcuni di questi beni sono ville importanti e nel momento in cui quella popolazione di quel territorio vede che quella villa viene sequestrata alla criminalità organizzata, è chiaro che si dà un segnale importante di uno Stato che è in grado di individuare il tuo capitale e te lo sequestra, e in questo modo, come dice, colpire gli interessi della criminalità organizzata. Sostanzialmente quello che poi anche Falcone e Borsellino dissero un po' più avanti nel tempo: bisogna seguire il denaro, i flussi di denaro, per capire dove stanno gli interessi veri. Diciamo che questa norma è stata importantissima a suo tempo, perché ha dato un colpo mortale alla criminalità organizzata. Quindi è stata una scelta a suo tempo che ha fatto il Parlamento,
approvando quella legge che ha messo in campo effettivamente una serie di iniziative per mettere in crisi il potere criminale. Solamente una parentesi, perché insomma guardando un po' di cose su internet ne ho trovato una cosa francamente un po' divertente, nel senso dice la legge Rognoni-La Torre, chi era Rognoni-La Torre? E dice Rognoni-La Torre era un deputato, ministro, eccetera, eccetera. Ecco, erano due, nel senso Pio La Torre e Virginio Rognoni. Ecco perché da internet bisogna stare attenti uno deputato a guardare le notizie. E l'altro ministro degli interni in capo alla Democrazia Cristiana. Quindi diciamo c'è quell'intesa tra le forze politiche del tempo che furono in grado coraggiosamente di fare scelte importanti. Queste vittime di mafia sono state le fondamenta di un nuovo Stato di diritto e libertà e il loro ricordo è doveroso, bravi a ricordarlo. Esatto, e siccome, lo dicevo prima, ho avuto modo di partecipare a tante manifestazioni, nel momento in cui si ricordano i nomi e i cognomi delle vittime, devo dire la verità che fa impressione per la quantità e il fatto che comunque è un momento in cui quelle persone riprendono identità. Sì. Ricordare i loro nomi significa questo. Rispetto ai beni, ecco, allora sono tanti i beni sequestrati. Anche vediamo la cartina, infatti qua ci fanno vedere dei numeri, beni immobili in amministrazione e immobili destinati, c'è una differenza? Sì, nel senso che quelli in amministrazione sono quelli per cui non è ancora stata definita il loro status, nel senso sono dentro una procedura di inchiesta eccetera. Mentre i beni destinati sono quelli di destra, sostanzialmente. Esatto. 18.159 in Italia, esatto, guardiamo 234 in Veneto. Sono 234, diciamo che forse questa è una stima un po' per difetto, può essere qualche numero in più, ma non importa. Quello che interessa sottolineare è che questi sono beni destinati a pubblica utilità, però in moltissimi casi sono ancora destinati senza una destinazione, cioè non automaticamente sono utilizzabili. Esatto, ancora nel senso che un po' dei dati che abbiamo visto ci dicono sostanzialmente che un po' meno di un quinto di questi 234 beni destinati sono effettivamente destinati, cioè sono utilizzati dalle pubbliche amministrazioni o da associazioni per attività. Lo cito qua, ma magari lo vediamo dopo. Uno di questi beni sequestrati è a Rovigo, Salvaterra, una villa molto bella che è stata ristrutturata, e anche qua è stata ristrutturata perché i mafiosi che avevano la proprietà di quella villa prima di abbandonarla l'hanno semidistrutta, proprio in segno di spregio nei confronti dello Stato che aveva operato il sequestro. Quindi è stata ristrutturata, è in gestione di alcune associazioni ed è una cosa bella ed è uno dei luoghi dove assieme a Libera il sindacato dei pensionati assieme agli studenti organizza un campo della legalità. Infatti magari mettiamo anche la slide per vedere, perché i campi in Veneto nel 2025 saranno proprio, tra cui Salvaterra, Abbadia Polesine, ecco lo vediamo lì, 21-26 luglio, 28 luglio e 3 agosto, per eventualmente iscriversi o far parte di questi gruppi. Poi c'è Longarone, Belluno, Salzano, Campo San Piero, Padova 1-6 settembre e Calalzo di Cadore 8-14 settembre. Ecco qua vedete le date. Ecco, questi sono i campi che Libera intende organizzare e naturalmente tutta la parte o larghissima parte organizzativa viene realizzata dal sindacato dei pensionati. Noi facciamo queste cose belle, nel senso che organizziamo pranzi e cene per i ragazzi, ecco. Che come si dice non è che siamo diventati camerieri o cuochi,
e che quel momento di convivialità, diciamo, e di condivisione, per cui si fanno le pasta asciutte, le bistecche, le salsicce, diventa un modo insomma molto bello per stare assieme ai ragazzi. E siccome poi dopo noi facciamo i diari dei campi, sono delle esperienze molto, molto belle, nel senso che nella memoria dei ragazzi rimane quel pensionato o quella pensionata che gli ha raccontato la sua esperienza di vita, di lavoro o familiare o quello che è, esattamente così come i ragazzi poi restano nei cuori dei nostri pensionati. C'è uno scambio sono dei momenti molto belli. Segnalo tra questi quello che faremo a Erbè, che sono invece un'esperienza molto particolare, nel senso che quell'esperienza di scuola-lavoro l'abbiamo realizzata dentro un campo della legalità. Perfetto. E questa è un'esperienza molto molto bella, ma magari avremo modo di parlarne un po' più avanti. Però il punto vero è che su questo tema della legalità, quel senso di etico e di civiltà tiene straordinariamente insieme, diciamo, le persone più anziane con i ragazzi più giovani, che è il valore vero, insomma. No, questo lo dico perché adesso un po' meno, qualche tempo fa mi ricordo si diceva che gli anziani erano contro i giovani perché si voleva creare, no, questo antagonismo. Però siamo nel campo delle idiozie, insomma. E quindi lascia il tempo che trova. Allora andiamo in pubblicità, ricordiamo solo rapidissimi quali sono le vittime venete, visto che voi l'avete anche sottolineato. Nell'82, 1982, Silvano Franzolin, 41 anni, carabiniere polesano, ucciso nella strage della circonvallazione a Palermo. 1985, Marco Padovani, 28 anni, imprenditore suicidatosi dopo essere stato sotto sequestro dell''ndrangheta per 160 giorni nell'82. 1990, Cristina Pavesi, 22 anni, studentessa uccisa nell'esplosione di un treno portavalori per mano della Mala del Brenta. E nel 92, Matteo Tofanin, 22 anni, ragazzo assassinato dalla mafia per uno scambio di persona a Padova. Appunto queste sono il ricordo che avete portato voi. Posso solamente sottolineare 41 anni, 28, 22, 22. Infatti abbiamo visto tutti molto molto giovani, tra l'altro. Allora, pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo ancora insieme.